Genova non si piegherà. Con questa frase del cardinale Bagnasco inizia oggi per la città una settimana delicata, soprattutto dal punto di vista del traffico. Nel pomeriggio la distribuzione dei primi alloggi agli sfollati. Gesù ci invita a entrare in comunione con Lui, a vivere per il Signore e i fratelli. All'Angelus il Papa ha commentato il discorso di Cafarnao, invitando poi a pregare per le vittime dell'alluvione in Kerala. Dal vuoto interiore alla felicità trovata seguendo Gesù. Padre Jean-Marc Bollot è stato consacrato sacerdote nella chiesa dei frati Cappuccini di Chiavari. Il religioso aveva emesso la professione perpetua nel 2014. Anche Chiavari si conferma cittadina scelta dai turisti per il periodo di ferie. La città apprezzata per la passeggiata e i negozi. Piace la navetta gratuita di collegamento tra il centro e le spiagge. La Virtus Entella e i suoi tifosi per gli sfollati di Genova, raccolti oltre 5.000 euro in occasione della presentazione della squadra al Comunale, saranno affidati alla Croce Bianca Rapallese. Buongiorno ai telespettatori del TG13. In apertura torniamo a parlare del Ponte Morandi a Genova. Oggi inizia la distribuzione dei primi alloggi agli sfollati. Inizia una settimana difficile per la città che prova a ripartire con le nuove disposizioni sulla viabilità. Intanto riecheggiano ancora forti le parole del cardinale Angelo Bagnasco. Genova non si piegherà. Sentiamo. Oggi è un giorno importante per chi è rimasto senza casa dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Prende il via infatti la consegna dei primi alloggi. Al centro civico Buranello di San Pierdarena è attivo lo sportello dove si potrà conoscere la graduatoria, stilata tenendo conto degli alloggi e della composizione del nucleo familiare, ma anche le modalità di assegnazione. Intanto Banca Carige ha avviato la sospensione delle rate dei mutui per una durata di 12 mesi e con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e la concessione di finanziamenti a tassi calmierati per i residenti ma anche per le imprese nell'area del crollo. È un momento molto difficile e delicato per la città, ma i genovesi hanno dato in più di un'occasione grande prova di forza e di solidarietà, aspetto sottolineato dal cardinal Bagnasco nell'omelia dei funerali di Stato. Diceva i tanti perché ci hanno fatto toccare ancora una volta la fragilità della condizione umana. In queste circostanze ci rendiamo conto che siamo tutti fragili, tutti poveri interiormente, che la vita non è nelle nostre mani. E allora dobbiamo imparare tutti ad essere più umili e capaci di camminare più insieme. Genova ha la forza per andare avanti. Sicuro non si piegherà, come ha mostrato anche in altre circostanze recenti, le alluvioni, altri eventi luttuosi, però ecco Genova, però a condizione che tutti guardiamo agli altri e cerchiamo di darci una mano, di tenerci per mano, non di darci una mano soltanto, di tenerci per mano. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme. Aveva concluso così la sua riflessione l'arcivescovo di Genova. Un richiamo a costruire ponti umani, quelli che nascono dal cuore e coinvolgono i rapporti interpersonali e intersocietari. Smetterla con tutte le divisioni di parte inutili, portatrici soltanto di sapori, di odio, di contrapposizioni. Bisogna rimboccarsi le maniche e guardare al bene della società, quello concreto, e metterci tutti insieme a realizzarlo. Nel pomeriggio dunque la distribuzione dei primi alloggi alle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte. Intanto Società Autostrade conferma che da oggi non sarà richiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese. Transito gratuito per chi attraversa i percorsi Genova Ovest-Bolzaneto, Genova Pra-Aeroporto, Genova Pra-Pegli e tra Pegli e l'aeroporto. Con una semplice dichiarazione, recandosi nei punti blu di Genova Ovest e San Pierdarena, coloro che hanno pagato il pedaggio a partire dal 14 di agosto potranno richiedere il rimborso. Si può anche inviare una mail all'indirizzo info@autostrade.it. Ai possessori di Telepass, infine, i transiti a partire dal 14 di agosto non verranno fatturati senza che ci sia bisogno di alcuna azione da parte loro. Notizia che ritroviamo anche sul sito internet di Autostrade per l'Italia. Una verifica sulle condizioni dei viadotti autostradali che attraversano il territorio di Seste Levante lo chiedono i consiglieri comunali di minoranza Giancarlo Stagnaro e Marco Conti. In particolare si chiede un'attenta verifica ai piloni della zona Pila Pestella e di Valle Ragone che evidenziano situazioni di grave degrado visivamente percepibili.
Il Papa adesso, ieri mattina, Francesco All'Angelus, ha commentato il discorso di Cristo nella sinagoga di Cafarnao. Se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Gesù, ha spiegato il pontefice, ci invita a entrare in comunione con Lui, a vivere per il Signore e i fratelli. Se rinunciamo è perché facciamo fatica ad agire secondo i Suoi criteri e non secondo quelli del mondo. La sintesi nel servizio di Radio Vaticana. Gesù ci invita oggi come 2000 anni fa nella sinagoga di Cafarnao dopo la moltiplicazione dei pani a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue per avere in noi la vita. E noi resistiamo a questo invito come gli ascoltatori nella sinagoga quando facciamo fatica a modellare la nostra esistenza su quella di Gesù. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, recitata dalla finestra all'ultimo piano del Palazzo Apostolico, commentando il brano del Vangelo di questa domenica e la seconda parte del discorso di Gesù a Cafarnao riportato dall'Evangelista Giovanni. La gente e gli stessi discepoli intuiscono che Gesù invita a entrare in comunione con Lui, a mangiare Lui, la sua umanità, per condividere con Lui il dono della vita per il mondo. Altro che trionfi e miraggi di successo, è proprio il sacrificio di Gesù che dona se stesso per noi. Questo pane di vita, chiarisce il Papa, a sacramento del corpo e del sangue di Cristo, viene a noi donato gratuitamente nella mensa dell'Eucarestia. È ciò che ci sfama e ci disseta spiritualmente oggi e per l'eternità. E ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, in un certo senso anticipiamo il cielo sulla terra, perché dal cibo eucaristico, il corpo e il sangue di Gesù, impariamo cos'è la vita eterna. Gesù ci invita anche oggi a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue per avere in noi la vita, prosegue Francesco. Non si tratta di un cibo materiale, chiarisce, ma di un pane vivo e vivificante che comunica la vita stessa di Dio. Per avere questa vita è necessario nutrirsi del Vangelo e dell'amore dei fratelli. Per questo è tanto importante comunicarsi, tanto importante andare alla messa e ricevere la comunione, perché ricevere il corpo di Cristo e ricevere questo Cristo che ci trasforma da dentro e ricevere questo Cristo vivo che ci prepara per il cielo. E al termine della preghiera mariana Francesco ha rivolto un particolare pensiero alle popolazioni alluvionate del Kerala e ha chiesto la preghiera per le vittime e i loro familiari. Nel frattempo si aggrava il bilancio della catastrofe naturale, 350 morti, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Ma sentiamo proprio le parole di Francesco. Negli ultimi giorni, cari fratelli e sorelle, gli abitanti del Kerala, nell'India, sono stati duramente colpiti da piogge intensissime che hanno provocato allagamenti e frane, con pesanti perdite di vite umane, numerosi dispersi e sfolati e ingenti danni alle colture e alle case. Non manchi a questi fratelli la nostra solidarietà e il concreto sostegno della comunità internazionale. Sono vicino alla Chiesa in Kerala, che è in prima linea per portare soccorso alla popolazione. Anche tutti noi siamo vicini alla Chiesa in Kerala e preghiamo insieme per quanti hanno perso la vita e per tutte le persone provate da questa grande calamità. Preghiamo insieme in silenzio. E si è aperto ieri il meeting di Rimini di Comunione e Liberazione che ha per titolo "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice". Notizie che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Parole queste con le quali Don Giussani sfidava un giovane a verificare quali fossero le forze che cambiano la storia, alzando l'asticella con cui misurare il suo tentativo rivoluzionario del 1968. La rottura con il passato divenne l'imperativo categorico di una generazione che riponeva le proprie speranze in una rivoluzione delle strutture capace di assicurare maggiore autenticità di vita. Tanti credenti, scrive il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, in un messaggio a nome del Papa agli organizzatori del meeting, cedettero al fascino di tale prospettiva e fecero della fede un moralismo che, dando per scontata la grazia, si affidava agli sforzi di realizzazione pratica di un mondo migliore. Che cosa è rimasto di quel desiderio di cambiare tutto? Si torna ad erigere i muri invece di costruire ponti, si tende ad essere chiusi invece che aperti all'altro. Questo interrogativo
dicevo, spiega il pontefice, riguarda anche noi cristiani che siamo passati attraverso la stagione del 68 e che ora siamo chiamati a riflettere insieme a tanti altri protagonisti e a domandarci che cosa abbiamo imparato, che cosa possiamo fare, di che cosa possiamo fare tesoro. Nessuno sforzo, nessuna rivoluzione, si conclude il messaggio del Papa, può soddisfare il cuore dell'uomo. Solo Dio, che ci ha fatti con il desiderio infinito, lo può riempire della sua presenza infinita. Per questo si è fatto uomo, affinché gli uomini possano incontrare colui che salva e compie il desiderio di giorni felici. Veniamo adesso in diocesi. Grande affetto è stato dimostrato a padre Jean-Marc Bollot nel giorno della sua ordinazione presbiteriale avvenuta nella chiesa dei frati Cappuccini di Chiavari. Tanti amici e fedeli hanno seguito la celebrazione. La Santa Messa è stata presieduta dal vescovo di Carabaillo in Perù, Monsignor Panizza. Vediamo. Il frate è strumento attraverso il quale gli uomini possono incontrarsi. È la frase consegnata a fra Jean-Marc Bollot, ordinato sacerdote nella chiesa di Viale Tappani. A pronunciarla un vescovo cappuccino ligure, Monsignor Lino Panizza. Il presule è missionario in Perù e nell'omelia ha insistito sull'importanza di andare nelle periferie del mondo dove non esiste la fratellanza. In un mondo egoista e diviso, ha detto ancora Monsignor Panizza, il cammino di Fra Bollo è testimonianza ed esempio. La mamma del religioso è francese, il papà di Moneglia, diplomato al liceo scientifico dei Padri Somaschi di Rapallo, si è laureato in chimica a Genova. Attratto dall'ideale francescano, nel 2007 ha iniziato a frequentare il convento dei frati Cappuccini di Chiavari e sotto la guida di padre Lorenzo Zamperin ha iniziato il cammino vocazionale. Nel 2011 ha emesso la professione temporanea e nel 2014 quella perpetua. Da dove viene questa scelta? Viene da un momento di difficoltà nella mia vita dove avevo tutto, ma sentivo un grande vuoto. Il Signore ha avuto misericordia di me e mi ha chiamato con tanta dolcezza attraverso la voce di alcuni amici e attraverso la voce anche di un sacerdote, un mio parroco, ex parroco, che mi ha indirizzato verso i frati Cappuccini di Chiavari. Per la famiglia cappuccina chiavarese, l'ultima ordinazione di un frate risale al 2009 con fra Gabriele Ambu. Tante le persone che hanno aiutato padre Bollo a compiere la sua scelta. Tra tutti il parroco di Moneglia, don Daniele Minetti, e padre Lorenzo Zamperin dei Cappuccini di Chiavari. Durante una messa di ringraziamento organizzata proprio da quest'ultimo, fra Jean-Marc ha sentito di trovarsi sulla strada giusta. Ho provato un grandissimo amore, un grandissimo desiderio di prendermi cura di questa assemblea, dove alcune persone le conoscevo, ma altre anche non le conoscevo. E questo per me è stato un segno che il Signore mi chiamava al sacerdozio. Festa di San Bernardo, oggi nell'omonima frazione di Lavagna, questa sera alle 20 la celebrazione vespertina con il bacio della reliquia del santo. Seguirà un rinfresco offerto dai parrocchiani. Martedì sera alle 20 la messa di ringraziamento per i benefattori vivi e defunti. In occasione della festa di San Bartolomeo, invece, nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, a Sestri Levante, iniziano oggi gli appuntamenti pomeridiani sulla spiaggia. Dalle 16:30 ci sarà la gara di castelli di sabbia sull'arenile di Riva Trigoso. Questa sera alle 21:30 invece gara di karaoke sul campetto parrocchiale. E con oggi siamo entrati nell'ultima decade di agosto. Se per alcune persone si è concluso il periodo di vacanza, per molti altri continua il tempo delle ferie, con il meteo che almeno per i prossimi giorni garantirà ancora caldo e sole. Tanti i turisti che quest'anno hanno scelto Tiguglio come luogo di villeggiatura. Abbiamo raccolto le impressioni di coloro che hanno trascorso alcuni giorni a Chiavari. Sentiamo. Cosa offre Chiavari dal punto di vista turistico? Di certo la passeggiata, che è molto lunga ed è una vita che ci veniamo e è bello camminarci. Poi le spiagge ce ne sono varie tipi, quindi mi piace per quello, ci vengo da 30 anni. Dal punto di vista, diciamo, logistico, come negozi, ma anche semplicemente alimentari? Ci sono problemi, ce ne sono di piccoli, di grandi, nessun problema. Non è una città come Milano, però c'è tutto. Andate principalmente al mare o anche altre attività? No, noi stiamo andando per andare al mare, poi qualcosa mangiamo pure, se non è bello questo del mare. Dal punto di vista dei servizi, comunque dei commercianti? Bene, no, abbastanza bene. Io ci vengo spesso e devo dire che è una città che offre tanto. Poi sia avere il divertimento che sulla spiaggia di là con i gonfiabili, poi farti la passeggiata in centro tranquilla al fresco, tipo come oggi che fa parecchio caldo. Siamo stati un po' sotto i carruggi e
diciamo che è una città a portata d'uomo, che puoi fare un po' tutto quello che c'è, anche ci sono parecchi parchi anche per i bambini, parco avventura, puoi spaziare un po', fare parecchie cose. Quando venite a Chiavari cosa fate? Solamente mare o anche altro? Sì, con i bambini piccoli la nostra vita è più da mare, sfruttiamo la giornata. La sera la viviamo poco, anche se sappiamo che ci sono tutte queste manifestazioni, tutti questi eventi che la gente apprezza positivamente, sì. Dal punto diciamo logistico, dei servizi, c'è tutto a Chiavari? Dal punto di vista dei servizi, ultimamente hanno messo anche questa navetta per le famiglie, per i ragazzi, che fa da spola nella città, che noi usiamo, sì, gratuita. Si terrà domani sera l'esibizione della Filarmonica di Sestri Levante con l'omaggio a Rossini nel 150° anniversario della sua morte. Al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante si potrà ascoltare una selezione del Barbiere di Siviglia. Il concerto sarà arricchito dalle coreografie della scuola di danza di Gwendalina Fazzini. Sul palco anche il soprano Antonella Bertaggia, il tenore Filippo Pina Castiglioni, il baritono Allan Rizzetti e il basso Marco Sportelli. Rinviata domenica scorsa per maltempo, la serata si terrà a partire domani, a partire dalle ore 21. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti, servizi di sport. Il ponte si è piegato, poi il crollo, il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera, le indagini che proseguono a Genova, il capo degli ispettori, più cause. Ministero Autostrade sapevano del degrado della struttura. E poi la storia, a centropagina con la fotonotizia, Mark Stacke di 59 anni guiderà un razzo turistico progettato dalla società del miliardario Richard Branson. Ancora la finanza, Stati Uniti apre il caso Italia, Salvini un attacco, i timori del Wall Street Journal. All'interno del Corriere della Sera, che cosa sappiamo sul tragico crollo del ponte a Genova? Usura o strappo, le due ipotesi sulla rottura del cavo. Non viene escluso il cedimento della campata, i dubbi sul fulmine e l'appesantimento dovuto alla pioggia e l'assenza di allarmi per la sicurezza che era monitorato. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, pronto il piano degli sfollati, le prime case consegnate oggi, l'assessore psicologo Scagliola, iter delicato, a Torino striscione dei tifosi vicini a Genova. Sul Secolo XIX il titolo in apertura riporta le parole del presidente della Regione Liguria Toti, Autostrade ricostruisca, l'intervista al governatore, il nuovo ponte ci serve subito, non si faccia uno sconto con i Benetton sulla pelle dei liguri. E poi migliaia di disegni, l'omaggio della città alle vittime, scritte di solidarietà alle famiglie sfollate. Tiranti a rischio, nuove carte contro il Ministero e Società Autostrade, l'allarme dei PM, leggi inadeguati, responsabili verso pene minime. All'interno del Secolo XIX, venite a visitarci, parte la campagna per aiutare Genova, una serie di progetti per scongiurare il rischio isolamento, in cantieri iniziative legate allo sport e allo spettacolo. Dalle pagine del Levante, i funerali di Henry, il Golfo Paradiso dall'ultimo saluto ad una delle vittime del tragico crollo del ponte Morandi, commozione ieri a Calcinara, Camera Ardente Rosario, oggi alle 15 il funerale nella chiesa parrocchiale di Uscio, mentre ieri a Santa Sabina di Trigoso c'è stata la commemorazione della famiglia proveniente da Pinerolo che avrebbe dovuto trascorrere un soggiorno proprio nella frazione di Sestri Levante. Dalle pagine interne le altre notizie, Rapallo va in fiamme un caneto, brucia tettoia e baracca, l'ombra dei piromani. E ancora caldo record, anziano soccorso dal 118 durante la Santa Messa. E poi la solidarietà che ci porta nella pagina sportiva, le maglie Genova rialzati per l'Entella con l'Albissola al Comunale, minuto di silenzio prima dell'amichevole. Per la cronaca, un 42enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri a Rapallo. L'uomo nei giorni scorsi aveva minacciato una 63enne, adesso sconterà la pena emessa dal Tribunale di Massa agli arresti domiciliari. E andiamo in redazione per altri aggiornamenti con Maurizio Garrefa.
Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Parliamo di scuola, iniziamo da Sestri Levante. Il Comune potrà contare su un cofinanziamento regionale per l'ampliamento della scuola Marconi di Santa Vittoria di Libiola, che negli ultimi anni aveva manifestato la necessità di essere ingrandita per poter accogliere adeguatamente tutti gli alunni iscritti negli ultimi anni ed è anche diventata il secondo plesso di tempo pieno. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 334.000 euro, di cui oltre 170.000 messi a disposizione dalla Regione. Il progetto esecutivo è già stato approvato e potrà essere pertanto appaltato nei primi mesi del 2019 per poter così avviare i lavori e avere l'ampliamento pronto per l'inizio dell'anno scolastico 2019-2020. E ora ci spostiamo a Rapallo, dove l'amministrazione comunale ha approvato l'avvio di diversi interventi nelle scuole cittadine. In particolare alle Marconi è prevista la manutenzione straordinaria della palestra e degli annessi servizi igienici, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. La spesa è di 95.000 euro finanziata con l'avanzo di bilancio. Via libera anche al progetto esecutivo che prevede la riqualificazione del giardino della scuola dell'infanzia Sant'Anna e il rifacimento della pavimentazione all'ingresso dell'asilo nido comunale Per un mondo Unicef. Entrambi gli interventi, per un totale di circa 46.000 euro, saranno coperti da un finanziamento ministeriale ottenuto grazie all'adesione del Comune di Rapallo al piano d'azione nazionale pluriennale che promuove il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni di età. È tutto, a te Andrea. Veniamo allo sport e parliamo anche di solidarietà, perché allo Stadio Comunale di Chiavari è andata in scena l'amichevole tra Virtus Entella e Albissola in occasione della presentazione ufficiale della squadra. La squadra biancoceleste ha battuto gli avversari 3-1, ottime le indicazioni per il mister Roberto Boscaglia. Motore della serata, dicevamo, la solidarietà. I giocatori sono entrati in campo con la maglietta con la scritta Genova rialzati. Al termine della gara è stata messa online sul sito di Tribum. Il ricavato, insieme alla raccolta volontaria effettuata all'ingresso del settore Tribuna e Gradinata Sud, sarà destinato alle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi. Vediamo il servizio. La squadra è pronta a scendere in campo, anche se per ora non è ancora dato sapere quando inizierà il campionato di Lega Pro e se effettivamente sarà questa la categoria nella quale la Virtus Entella giocherà nella prossima stagione. Nel frattempo i giocatori di mister Boscaglia sul sintetico del Comunale di Chiavari, in occasione della presentazione ufficiale della squadra, hanno battuto in amichevole l'Albissola per 3-1, i gol nel primo tempo di Currarino e nella ripresa la doppietta di Eramo. Ma ancora una volta è stata la solidarietà a vincere sul campo e sugli spalti, grazie all'impegno dell'associazione Entella nel Cuore, la collaborazione del Fondo Chiara Rama e della società Albissola e la risposta dei centinaia di tifosi prima e dopo il match. Sono stati raccolti oltre 5.000 euro che adesso verranno affidati alla Croce Bianca Rapallese, impegnata nel sostegno delle persone sfollate a causa del crollo del ponte Morandi a Genova. È stata veramente una raccolta spontanea come io non ne vedevo da tempo. La gente veniva, la vedevo da lontano arrivare con i soldi in mano o il portafoglio in mano, sembrava che più che per vedere la partita venissero proprio per donare. Mi hanno rincorso con la mia scatola anche dopo la fine della partita, c'è stata gente che è venuta a darmi il suo contributo ed è stata un'esperienza bellissima sia per il senso di comunità, sia più modestamente a livello dell'Entella per la sensazione di famiglia che come squadra e come società ci abbiamo sempre tenuto a mantenere viva nella nostra città. Un impegno, quello a sostegno delle persone sfollate di Genova, che continua online con l'asta delle magliette dei giocatori in campo ieri sera e la sottoscrizione lanciata da Y-Lab attraverso il proprio sito internet. Nel frattempo tutto il Tigullio è chiamato a rispondere ad un'altra gara di solidarietà. Venerdì sera, sempre al Comunale di Chiavari, andrà in scena Un sorriso per l'Anfas, partita amichevole tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore. Da sempre, da quando c'è stata l'alluvione, da quando si è impegnata in questa grandissima operazione sfida della nuova sede, merita tutto il nostro appoggio e tutto il nostro sostegno. Quindi sì, spero che i chiavaresi partecipino numerosi e siano generosi anche con l'ANFAS. Ed è tutto per questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopACE.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.